Settimana decisiva per i candidati a sindaco di Agrigento e gli schieramenti politici. Il Popolo della Libertà, senza un proprio candidato, è ancora indeciso su chi appoggiare alle prossime elezioni amministrative. Secondo indiscrezioni avrebbe intenzione di sostenere l'avvocato Salvatore Pennica del Movimento Epolis. Ma anche Grande Sud di Michele Cimino e l'MPA di Roberto Di Mauro potrebbero far parte della grande coalizione che appoggia Pennica. I nodi saranno sciolti quando il segretario nazionale del PDL, Angelino Alfano, annuncerà la definitiva presa di posizione del partito in questa campagna elettorale. Il Partito Democratico è sempre orientato a candidare l'avvocato Nicola Grillo, ma non si esclude una clamorosa marcia indietro con l'obiettivo di sostenere Totò Pennica. Anche a Futuro e Libertà piace il progetto politico dei Polis improntato sul rilancio della città, affidando il governo a personalità della società civile. Poi vi è l'ambientalista Giuseppe Arnone che concorrerà con alcune liste civiche alla poltrona di sindaco di Agrigento. Una parte della sinistra, la lista Agrigento Bene Comune, candida Giampiero Carta, vincitore delle primarie di domenica scorsa. L'uscente Marco Zambuto osserva da vicino l'evolversi del quadro politico e prepara le prossime mosse senza temere nessun avversario, consapevole di aver lavorato bene per il rilancio di Agrigento. Il qua non è un fatto personale, è un fatto di nomi. Qua deve essere un fatto politico che riguarda la prospettiva e il futuro di questa città. Dietro alcuni candidati si possono celare i partiti o gli uomini politici che hanno determinato il fallimento di questa città, che hanno le responsabilità più gravi nell'avere condotto questa città nei termini in cui io l'ho trovata nel 2007 e io nel 2007 ho messo in atto un'azione nella quale ho chiamato i partiti poi a dire vediamo ognuno di voi che contributo riesce a dare alla città di Agrigento, e il contributo che hanno dato è sotto gli occhi di tutti. Ma ciò nonostante, se impostiamo una campagna elettorale sui contenuti e non sugli scontri personali, io ritengo che alla fine della campagna elettorale questa città potrà essere cresciuta su obiettivi che sono da andare a raggiungere. In questo senso lo sforzo dei partiti, io spero soprattutto dell'area moderata, deve essere quello anche di mettere da parte, ripeto, tutti questi veti, controveti che vedo che annunciano candidature e poi tornano indietro queste candidature stesse, ma perché non c'è un contenuto politico, sono solamente fatti personali o fatti di potere. Allora, siccome questa città ha bisogno invece di essere governata e di essere governata con uno sforzo che tutti dobbiamo fare, io ritengo che se lo sforzo è fatto in positivo, soprattutto da questa campagna elettorale, anche nel confronto con gli altri avversari, soprattutto confrontandoci sui contenuti, questa città alla fine della campagna elettorale potrà essere una città ancora più cresciuta.